Allora, questa mattina ci siamo un po' interessati perché alcuni residenti di Calino veramente sono giorni che segnalano la difficoltà per chi viene fuori diciamo, da Calino, da via Lungo Brenta in pratica, e si mette per fare il ponte del Brenta, che in questo momento, come sapete, è interessato dai lavori. Praticamente si trova in grossa difficoltà e se chi arriva da Ravenna lo lascia passare può passare, altrimenti gli tocca aspettare praticamente molto tempo. Abbiamo contattato, diciamo, la detta stampa dell'ANAS, che ci ha detto appunto che si era interessata, l'avevamo segnalato più volte. Purtroppo non c'è la possibilità di mettere un altro semaforo, perché altrimenti i tempi di percorrenza diventerebbero ancora più maggiori. E quindi, per quanto riguarda i residenti di Calino, lo dico senza nessuno si offenda, che si mettano ancora in pace, perché non c'è altra possibilità. Gli conviene fare tutto il giro e uscire dall'altra parte, nell'altra uscita che è possibile uscire da Calino, dalla parte dove ci sono le idrovore praticamente. Ecco. Nel frattempo, che appunto avevamo sentito per quanto riguarda appunto questa difficoltà, è arrivato un comunicato dell'amministrazione comunale che parla del ponte barriera sul Brenta, quello per bloccare l'aggiornamento praticamente per il ponte, appunto per quello che era stato progettato per realizzare il Cuneo Salino, per bloccare, scusate, il Cuneo Salino. Ecco, vi ricordo, infatti ve lo leggo: l'iter di realizzazione del progetto dello sbarramento anti-intrusione salina alla foce del fiume Brenta non si è fermato, ma come è noto ha subito ritardi principalmente a causa di ricorsi da parte di alcuni privati in merito all'intervento stesso. Questi privati, sapete, sono i titolari, gli amministratori di alcune darsene a monte, tra cui il grandissimo imprenditore Marino Masiero, che grazie a lui è riuscito con tutta una serie di cavilli giuridici a ostacolare la realizzazione di quest'opera. E oggi, se abbiamo tutte queste difficoltà, le dobbiamo soprattutto a lui, perché per motivi assolutamente legittimi da un punto di vista privatistico, ma assolutamente disastrosi per quanto riguarda la comunità. Comunque, di questo ne abbiamo parlato ampiamente. Continuo nel comunicato, dice: i progetti per la costruzione dello sbarramento sono iniziati nel 2003, mentre è datata 2009 la sigla del protocollo d'intesa tra il Magistrato delle Acque di Venezia, ora Provveditorato Opere Pubbliche per il Triveneto, la Regione Veneto, il Comune di Chioggia e il Consorzio di Bonifica Adice Bacchiglione, ora Consorzio di Bonifica Adice Euganeo. Il soggetto attuatore dell'intervento, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, eccetera. E qui c'è una dichiarazione del sindaco Ferro, ve la sintetizzo, che in pratica, per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione, saranno entro maggio 2021 si concluderà la partita relativa agli espropri, quindi abbiamo ancora diversi mesi davanti, e a cui seguiranno 90 giorni per lo sviluppo del progetto esecutivo soggetto a parere di enti promotori entro Natale 2021. Quindi si prevede la consegna dei lavori che dureranno circa 2 anni. Insomma, praticamente questo è il stato dell'arte per quanto riguarda i lavori sul ponte sul Brenta che vedete dalle immagini questa mattina, e praticamente, se tutto va bene, verrà consegnato a luglio. Al momento non ci sono buone notizie per quanto riguarda l'azione di Movieri. Sono stati richiesti, pare che ci saranno magari a certi orari, però al momento non è nulla di confermato, e per il momento, come potete vedere le immagini, continuano tranquillamente a transitare i mezzi pesanti. Per il momento è tutto. Se ci saranno ulteriori aggiornamenti sarà nostra cura darveli. Ciao, buona giornata.